che diceva Luca Ceccarelli, appunto, può la politica attraverso la revisione dello statuto dare delle risposte a questi imprenditori? E se sì, ci troviamo ovviamente a quasi metà del 2026, inizierà fra poco una lunga stagione elettorale perché ci saranno dentro le nazionali, le parlamentari, ci sarà dentro probabilmente le province, ci sarà un voto anticipato della regione, qui nessuno lo nega perché io lo butto sempre lì, si voterà nel 27 e tutti dicono no, no, nel 28, no, nessuno lo dice. E quindi arriveremo sicuramente dove dobbiamo ragionare la prossima legislatura nazionale, no? Per arrivare pronti con un documento condiviso, perché le riforme o si fanno prima con una maggioranza qualificata oppure vengono cambiate costantemente, almeno così ho notato e non vengono neanche attuate. Cosa deve fare la politica da adesso nei prossimi mesi? Beh, dunque, È intanto un consiglio da tecnico, ecco lo deve sì, sì, no, dire, è come chiedo al medico cosa devo fare per dimagrire. vabbè, lungi da me assumere, fare un'invasione di campo rispetto al legislatore. L'unica cosa però che posso dire da tecnico è che già oggi la politica ha gli strumenti per poter porre in essere determinate azioni. Mi limito a ricordare, proprio su questo terreno che possiamo chiamarlo governo dell'economia o se vogliamo usare un termine più moderno, il tema dello sviluppo economico. Questo è un ambito su cui la nostra regione ha costruito materialmente la propria specialità, perlomeno fino all'inizio degli anni 90. E questo ci riporta alla genesi della nostra autonomia speciale. Una delle ragioni per cui a suo tempo eh, fu riconosciuta l'opportunità, se non la necessità, di riconoscerci un'autonomia speciale era proprio quella di creare coesione, unità e sviluppo in una regione che in realtà derivava dall'assemblaggio di parti che tra loro provenivano da percorsi molto diversi e che erano molto diverse le une dalle altre anche in termini di sviluppo. C'erano aree molto arretrate, penso alle zone montane, come erano per esempio anche le zone del Trentino e dell'Alto Adige-Südtirol. E quindi proprio per questa ragione, se voi leggete il nostro statuto, proprio il famoso elenco delle materie di competenza primaria regionale, che è ancora quello di quella volta, salvo qualche piccolo aggiustamento, quella volta dico quindi 1963, balza agli occhi anche di un lettore non tecnico che il core business, possiamo dire, della nostra autonomia era proprio dato da un insieme di materie che riguardavano lo sviluppo economico, industria, commercio, artigianato e così via. Agricoltura, scusa Claudio, e tutte materie che in quegli anni le regioni ordinarie non avevano. Quindi è vero che poi le regioni ordinarie hanno recuperato terreno nel 2001 e queste materie di fatto sono state acquisite anche da loro. E quindi da questo punto di vista c'è stato un po' un livellamento tra noi e le regioni ordinarie. Ma che la nostra regione possa pensare ad una propria politica industriale è una realtà che già oggi può essere inverata in politiche pubbliche e quindi in atti normativi. È chiaro che prima degli atti normativi, prima delle politiche pubbliche ci vuole una visione, un indirizzo, ecco. E questo penso che sia il nodo cruciale e questo diciamo, mi rafforza nell'idea per cui soprattutto in una regione piccola come la nostra è essenziale che si faccia sistema, cioè i vari stakeholders, e ci metto di mezzo anche l'università, devono sforzarsi di agire gli uni rivolti verso gli altri, cioè pensare in primo luogo a fare rete alle esigenze per l'appunto del sistema. Tra l'altro, se posso spoilerare, anche se c'è qualche collega Uniund, vedo, che poi magari andrà a riferirlo al Magnifico, nel prossimo piano strategico dell'Università di Udine, che speriamo di varare quest'estate, probabilmente ci sarà un nuovo progetto che si chiamerà proprio Sistema Friuli e al quale siete
sin da ora tutti invitati a partecipare perché creeremo proprio dei gruppi di lavoro per realizzare quest'idea che ho appena detto, cioè cercare di lavorare gli uni insieme agli altri, gli uni rivolti verso gli altri per capire quali sono le necessità del territorio nelle sue varie componenti e come le politiche pubbliche possono dare risposte all'altezza delle sfide, utilizzando al massimo tutti gli strumenti che l'autonomia speciale ci consente. Io più di questo non posso dire, se no entro nel campo del legislatore. No, mi ha già dato uno spunto per un articolo, mi ha dato la notizia adesso che non c'è più il cantiere, ma ci sarà il sistema, Il quindi sistema. qualche cosa. Sì, perché il cantiere prima o poi deve finire, se no è un Sì, fallimento, se no? la Sagrada Famiglia, sì, non finisce Esatto. più. Ci sarà il sistema, ecco. E vi invito a riflettere anche su quest'idea su cui noi vogliamo scommettere.